Appassionati del canale Ital Basket su Twitch, amici del Grande Basket Giovanile, un cordiale saluto da Giuseppe Sciascia, voce in cantina al quarto giorno di dirette per queste finali nazionali di Mantova e Curtatone nella categoria Under 17 eccellenza, l'ultima maschile ad assegnare un tricolore giovanile dopo i titoli vinti da Milano con l'Under 15 e dalla Stella Azzurra Roma con l'Under 19, che è in corsa anche per vincere questa manifestazione. Esaurito ieri il programma delle eliminatorie, si inizia invece con gli Elimination Game, con le partite senza domani. Chi vince sta, chi perde se ne va, come al campetto, con la prima partita degli spareggi tra Tetenis Verona, seconda classificata del girone A, e la Fulgor Fidenza, terza classificata del girone B. Nonostante il diverso status delle due squadre che si giocano oggi il pass per i quarti di finale, Verona era arrivata qui da Veneto 4 superando 2 turni di spareggi, invece Fidenza si è qualificata direttamente in qualità di squadra campione della fase regionale dell'Emilia Romagna. Sono qui entrambe e anzi Verona teoricamente è testa di serie di questo tabellone, considerando il suo secondo posto rispetto al terzo della Fulgor. Verona che ha perso la gara inaugurale contro Valeria, poi ha vinto una gara davvero emozionante e palpitante con il canestro da scadere di Brancaccio che è valso il guizzo della seconda giornata contro Roma, e poi ieri si è imposta contro Ancona, chiudendo appunto al secondo posto ed eliminando la Stamura. Fulgor che ha iniziato con una brillante vittoria contro Sassari nel match inaugurale, poi 2 sconfitte in fila contro Treviso e la Stella Azzurra Roma. Rapido riguardo ai quintetti di partenza intanto per quanto riguarda questa partita. Per Verona il numero 24 Ceffoli, il playmaker e capitano della squadra di coach Guadagnini, insieme al numero 18 Mattoni, al numero 20 Morati e al numero 30 Arienbuva. Sotto canestro il numero 28 Bertoncin. Per Fidenza il numero 41 Ramponi, sua volta capitano della formazione di coach Braidotti, con lui i gemelli Gabriele ed Emanuele Miaschi col 43 e il 48, il numero 49 Barsotti e il numero 52 Fanchi. Partenza sprint per Verona con un 5-0 firmato dai canestri di Mazzoli e Arienbuva. Al nostro fianco Maxi Moreno, spalla tecnica per questa prima partita di eliminazione diretta. Un time out immediato da parte di coach Braidotti. Verona sembra veramente una squadra in missione dopo la partenza con Varese, che comunque sicuramente è una delle favorite, poi ha preso fiducia e ritmo col passare dei giorni. Sì, Giuseppe, credo che quella vittoria con Roma all'ultimo secondo e seguendo un time out direi perfetto, gli ha dato tanta carica, tanta fiducia. Ieri hanno fatto una partita molto buoni contro Ancona, se non sbaglio, e secondo me hanno risparmiato un po' di energia e oggi sono partiti subito con il piede sull'acceleratore per entrambe le squadre. Credo che i primi 3 giorni un pochettino sapevano che potevano controllarsi, ok, si gioca anche domani, quindi un po' di energia dobbiamo tenere anche per domani. Oggi non è più così, oggi devi lasciare tutto e da subito, perché se perdi non c'è un domani. Ovviamente è finita la gestione con la necessità di vincere sempre per arrivare fino in fondo, per arrivare fino al titolo tricolore. Chi non perde più vince queste finali nazionali. Da qui a domenica sono tutte partite senza appello, ovviamente con il giusto piglio e il giusto peso, parlando di ragazzi di 16-17 anni, però sicuramente sono gare che fanno proseguire il cammino soltanto la squadra vittoriosa. Il possesso affidato a Verona con Morati che cerca di trovare Bertoncino, ottima palla dentro per il lungo mancino che realizza il canestro del 7-0. Partita davvero sprint per quanto riguarda la Tezenis, il palleggio sul posto di Miaschi, pick and roll ben eseguito con Barsotti, poi Bertoncin fa vedere la specialità della casa, ossia la stoppata in aiuto subito
paletta rossa per il numero 28 di Verona sull'iniziativa interna del 49 della Fulgor. Esecuzione a metà campo con il capitano della Tedenis che alimenta il palleggio di tiro mancino di Erenbuva, che ha veramente una soluzione molto plastica con questo jumper molto morbido, palleggio di tiro già da basket senior. Sì, questo ragazzo viene sorprendendo ogni giornata sempre di più. È partito magari il primo giorno contro Varese un po' timido, con Roma già è migliorato, con Ancona ancora. Oggi è partito subito forte con una bomba e questo bellissimo palleggio il resto di tiro. Ma lui ha le mani buone, ha un bel fisico e si vede che ha del talento. Il fallo del numero 20 Morati sull'iniziativa al ferro di Gabriele Miaschi, la possibilità per Fidenza di rompere il ghiaccio dopo i primi 3 minuti e 22 secondi totalmente di marca giallo-blu. Va il primo libero per Miaschi, fratello maggiore di classe 2000, squadra Real Venezia, è stato protagonista quest'anno in Serie 2 a Treviglio, con la prospettiva di salire in Serie A la prossima stagione. Intanto il pressing schierato da Fidenza, che di fatto con 2 giocate di Gabriele Miaschi si rimette in partita nel giro di 5 secondi. Logico che questo in realtà è Emanuele Miaschi, quindi 2 giocate dei Miaschi, facciamo prima a dire così, si rimette in partita. Chiaro che questa pressione di tutto il campo può essere un fattore. Sicuramente Verona si è fatta un po' sorprendere su questa prima esecuzione contro la zone press. Qui sicuramente più lucida Arimbuva in palleggio del tiro, molto ben fatto da parte dell'Azzurrino nella Tegenis. Sì, la prima non se l'aspettavano, alla seconda l'hanno rotta con 2 passaggi e sono andati a canestro. Però sì, Fulgor deve alzare il ritmo della partita, è partito molto piano. Magari con questa zone press riesce a togliere un po' di ritmo a Verona e riescono magari a diventare più aggressivi loro. Rimessa al fondo per Verona, che ora attacca la prima linea della zona, la supera in questo caso Mattoli col palleggio, ribalta dato per Ibuba che sicuramente non è timido, ci prende questo tiro aperto, ma alla fine fa molto bene a prendersi il primo tiro aperto. Se vedete questo siamo già in doppia cifra, direi una partenza alquanto torrida dal punto di vista balistico. Sì, è partito con le mani veramente calde, se la sente, quindi credo che per le prossime azioni appena avrà un centimetro si prenderà il tiro, come ho fatto adesso. Super Morati a campo aperto. Il canestro del più 11, 16 Tezenis, 5 Fulgor, 5 minuti a giocare nel corso del primo quarto. Miaschi al ferro con energia, si guadagna una coppia di liberi per il fallo sanzionato ai danni di Morati, se non abbiamo visto male. È il quarto di squadra per la Tezenis, che ha già Capitan Ceffoli a quota 2, 2 liberi per Gabriele Miaschi, tutti i punti in famiglia fino a questo momento per Fidenza, 3 per il numero 43 e 3 per il numero 48. Altra opportunità non netta per il giocatore che aveva sancito la sua prestazione balistica più brillante in occasione della vittoria inaugurale della Fulgor contro Sassari. 6-17 fino alla partita di chiara marca veronese, con un Arimbuva davvero scatenato, ma chiaramente stiamo parlando ancora di una gara nella sua fase embrionale. Sicuramente l'approccio di Verona con questo elimination game è stato migliore, poi è anche questione di umore per certi versi. Verona è partita con una sconfitta, poi è arrivata con 2 vittorie in fila a questa partita. Fidenza al contrario, ha vinto la prima e ha perso le altre 2. Sì, la fiducia che ha Verona e Arimbuva, perché è partito proprio con 4 su 4 dal campo, 2 da 3, 2 da 2,
e quindi lì ci sono i punti di differenza. Poi Moratti sta facendo male con le sue penetrazioni e Bertoncin, come abbiamo visto già nelle partite precedenti, lì dentro sia in attacco che in difesa è un totem. Magari non è così enorme fisicamente rispetto agli altri lunghi, ma ha un grande tempismo per il rimbalzo offensivo, per le stoppate e per i rimbalzi difensivi. Rimbalzo di Barsotti che subisce fallo da parte di Moratti, doppia opportunità in lunetta per la formazione di Braidotti. Intanto arriva la rotazione in regia per Verona, riposo per Ceffoli che ha 2 falli a carico e quindi entra il numero 27 Marchesini al posto del capitano della Tezenis. 2 liberi, diciamo, per Elia Barsotti sul punteggio di 18-7, 4:33 a giocare nel corso del primo quarto. L'errore del numero 49 della Fulgor che in queste prime 3 giornate ha viaggiato a 2,7 punti di media. Zero su 2 e Fulgor che non trova il bersaglio, quindi un errore non forzato si direbbe nel tennis, con Bertoncin e Moratti che non si intendono. Palla persa numero 3 per Verona. Ramponi, capitano di Fidenza, penetra e scarica, c'è la tripla aperta per Casu, sfortunato in questa circostanza col pallone che sputa il ferro. La palla recuperata da Fidenza con Feinke che prova a estendersi da sotto, errore ma fallo per Bertoncini. L'unico problema effettivo per Verona fino a questo momento sono comunque il numero di falli abbastanza elevato. Vero che di fatto a quota 2 c'è soltanto Ceffoli, però diciamo che Fidenza in qualche modo si sta provando a alzare in partita con i tiri liberi, e poi comunque effettivamente il peso dei falli si può sentire in corso d'opera. Sì, Fulgor dal time out è partita con un'altra energia, sta provando ad attaccare tanto il ferro e questo ha creato già tanti falli di Verona. Diciamo che non sono stati bravissimi i tiri liberi magari a produrre così quanto fatto. Adesso non ho qui la statistica, però se non sbaglio sono 4 liberi sbagliati. In una partita così chiusa, così all'inizio, dove non riesci a segnare dal campo e sbagli i tiri liberi, diventa un po' pesante dopo per giocarsela fino alla fine. Doppio 0 su 2 con Barsotti Feinke, ancora Rembuva, questa volta il tiro è più contrastato, arriva l'errore per il mancino nel 2006, palla sotto per Feinke che si svita e lavora in post basso, ma il tiro è corto. Marchesini a rimbalzo, sprinta tutto campo, c'è la buona transizione difensiva per Fidenza, esegue a metà campo la Tezenis. Moratti da 3 sbaglia, Mazzoli la scodella in campo e salva comunque il possesso. Di nuovo Moratti a gestire sul piccolo con Bertoncin, gira l'angolo, scarica per Riembuva che alza la sospensione. Non c'è canestro, ma c'è il fallo che vale, vediamo se 2 o 3 tiri liberi, perché l'arbitro chiaramente era meglio appostato di noi sul lato opposto del campo per capire se il tiro fermato in maniera fallosa era con un piede dentro la linea. Totale generale, però Riembuva è cercato con fiducia dai compagni e ogni volta che vede la luce del canestro diciamo che non si fa pregare per sparare. Sì, è partito forte, adesso i compagni lo sanno che è in gas, lo stanno cercando, soprattutto il playmaker Moratti veramente ha fatto 2 o 3 letture di gioco per liberarlo veramente non da under 17. Anche il pick and roll che ha giocato con Bertoncin lo ha lasciato da solo sotto canestro, però adesso anche Verona sbaglia i tiri liberi, quindi si vede che la partita è tesa. 1 su 3 per Riembuva che sale a 11 punti. Qui infatti i passi per Casu che
aveva cercato una soluzione nel traffico. C'è il cambio per coach Guadagnini che dà spazio al numero 29 Cornale. Esce Bertoncin sul 19-7 per la Scarigera. Vincente di questa partita che poi sfiderà domani alle 14 la Orange Juan Bassano nel secondo incontro del tabellone dei quarti. Anche per Brancaccio l'eroe della seconda giornata, anche se poi va dato merito ovviamente anche al passatore che lo ha liberato sotto canestro in quella maniera così brillante. Questa volta non trova bersaglio da Tezzeni, si mette in proprio Emanuele Miaschi che prende la tripla, sbaglia il rimbalzo di Fanche, non c'è canestro, il fallo è stato compiuto sul rimbalzo. In ogni caso vuol dire 2 tiri liberi visto che il bonus è stato già ampiamente esaurito. Spazio che per Boyang intanto nelle file di Fidenza con Spagliotti che pesca dalla panchina per provare a dare una scossa al suo assetto, diciamo, ma alla fine Fidenza continua a collezionare ferri dalla lunetta. Tanto si vede sul canestro l'aggiunta volante che ha ritardato di qualche minuto inizio della partita con Stefano Trazzi perfetto nella riparazione del canestro, che è stato necessario metterci una toppa che è abbastanza visibile peraltro sul cerchio arancione. Diciamo che si vede che è stato aggiunto qualcosa. Altro libero per Fanche, 5 tentativi sul ferro consecutivi da parte di Fidenza, che chiaramente poteva magari essere un po' più in scia rispetto a questo 19-7, partita fino a questo momento abbastanza controllata da parte di Verona. Mette il secondo libero Fanche sul 19-8, esecuzione Tedeni, zona 2-3. Vediamo se questa mossa può pagare, può togliere il ritmo all'attacco di Verona, che però comunque ci ha fatto vedere buone cose contro la zona anche contro Roma nella seconda giornata. Sì, devo dirti che delle partite che ho visto Verona è una di quelle squadre che attacca proprio bene la zona, e ha pazienza e ribalta al lato la palla e penetra, scarica, quindi bisogna vedere se questa zona potrà pagare qualcosa alla Fulgor. Credo che il problema della Fulgor più che in difesa è stato anche un pelino in attacco, no? Non è riuscito a segnare né dal campo, se non sbaglio solo un canestro dal campo, e ha sbagliato i tanti tiri liberi che si ha creato dai falli. Ultimi 100 secondi scarsi, Marchesini apre fuoco da 3 punti, il pallone che si incastra fra ferro e tabellone, quindi da Freccia il possesso dovrebbe finire nelle mani della squadra in attacco, perché comunque l'orientamento della Freccia era verso la panchina della Tezenis. Brancaccio per Cornale, ribalta dato per Riembuva, Marchesini in uno contro un Sonia di fondo realizza il canestro del più 13 per i suoi. Ancora una esecuzione comunque molto ben fatta, muovendo la palla e muovendo gli uomini. Verona comunque ha trovato un canestro facile perché ha ribaltato il lato, e contro la zona comunque muovere bene la palla e ribaltare il lato in questo modo per creare poi un vantaggio è fondamentale. Sì, sono bravi, l'ho detto anche prima, loro giocano bene contro la zona. Poi adesso Ariembuva è stato bravissimo, ha ricevuto il passaggio dentro fuori, ha fintato il tiro, sono usciti in 2 su di lui e ha trovato il suo compagno solo sotto canestro. D'altra parte il Capitan Ramponi va al ferro, la prima volta di fatto che la difesa di Verona si lascia sorprendere in questa maniera, concedendo per certi versi un appoggio facile
ad un avversario. 21-10 Tezenis, 53 secondi al termine della prima frazione di gioco. Brancaccio va a rimettere il pallone con 14 secondi sul cronometro per l'attacco veronese. Durata poco la zona peraltro per Braidotti. Moratti dal palleggio si costruisce un jumper che però tocca 2 volte il ferro ma finisce nelle mani di Boyang. Prova a correre Fidenza che prova a sfruttare comunque l'allungo, l'estensione di Fine, che dà la palla a lungo in corsa, però è sempre un po' pericoloso. Qui l'ultima mano a toccare è quella di un giocatore in maglia blu e quindi palla persa per la Fulgor. Sì, diciamo che passare la palla a lungo in corsa non è sempre la migliore opzione, però la Fulgor è partita molto tesa, credo che non sono riusciti a scollarsi da addosso i primi canestri dell'Embuva e quello lo stanno soffrendo ancora. Devono cercare di calmarsi un po', girare di più la palla in attacco e provare magari ad andare dai loro migliori giocatori, che immagino dai numeri e tutto siano Bojan e Fanchilli dentro per caricare ancora di falli la squadra avversaria e cercare di creare da vicino al canestro verso fuori dopo. Spazio per il numero 31 Romani, intanto nelle file della Tezenis in questo che potrebbe essere il possesso finale del primo quarto. 25 secondi sul cronometro della partita, 24 sul tabellone dell'azione a disposizione della Fulgor. Vedremo se comunque ci sarà una gestione a tutti gli effetti per quanto riguarda il team di Braidotti, che attacca col cronometro ovviamente con ramponi, anche se poi il tiro arriva lasciando ancora qualche secondo. Brancaccio per Righetti che si prende la tripla allo scadere, il tiro però era fuori tempo massimo. 21-10 comunque vantaggio significativo per Verona, che dal 16-5 comunque ha subito raggiunto un margine superiore alla doppia cifra. Era in Buva 11 e sono 11 punti di vantaggio di Verona. Fulgor che tira 2 su 17 dal campo con 0-6 da 3 e 6 su 11 ai liberi, un po' troppo poco. Sì, per stare in partita diciamo che un pochino poco, non sono riusciti né a segnare dal campo né a segnare dai tiri liberi. Hanno costruito tanto perché 17 tiri per essere il primo quarto sono tanti, 11 tiri liberi se li aggiungiamo a quello, anche lì sono tantini per essere il primo quarto, hanno realizzato veramente poco. In effetti le statistiche comunque sono senza dubbio migliori per quanto riguarda la Tezenis, 9 su 19 dal campo, anche un vantaggio in termini di rimbalzi con 17 contro 12 per la formazione veronese. Dicevamo comunque in caso di vittoria, comunque la vincente di questa partita giocherà poi la sfida delle 14 di domani contro Bassano. Poi il tabellone dei quarti dice Pallacanestro Varese alle 11:30 contro la vincente di Forlì Venezia, alle 16:30 Cantù contro la vincente di Treviso Olimpia Roma, la partita che seguirà alle 14 al match in corso, e alle 19 Stella Azzurra Roma contro la vincente di Firenze Academy contro Roseto, che sarà la partita che proprio chiude il programma odierno alle 19. Gioco che è pronto a riprendere sul parquet del Palasguaizer, ormai campo centrale per i prossimi 2 giorni. Poi chiaramente per l'evento finale ci si sposta alla Grano Padano Arena, quindi un panorama, una location da Serie A 2 per queste finali. Chiaramente di sicuro non ci saranno 5.000 persone, però insomma è un palasport, 5.000 persone per queste finali, magari sarà un ambiente comunque sì, magari non 5.000, perché sai l'ambiente fa tanto, la gente di Mantova quando ci sono questi eventi di solito segue. Abbiamo visto tante partite, già sia
al Tea, a Curtatone, che allo Schweizer qui, dove non dico che c'era il pienone, ma c'era abbastanza gente, sì. Anche subisce fallo, ora Fidenza prova a capitalizzare la taglia dei suoi lunghi, chiaramente però mandato in lunetta. Anche finora ha ripagato abbastanza poco con un 1 su 5 parziale, diventa 1 su 6. C'è il rimbalzo di Casu che però chiaramente ha commesso invasione, è partito per il rimbalzo lungo sul tiro libero in maniera irregolare. Allora Fidenza scende a 6 su 13 dalla linea della carità. Direi che è la prima cosa che deve cambiare per cercare di rientrare in partita nell'ambito di un match dove effettivamente la produzione è stata nettamente inferiore alla costruzione. Sì, se pensiamo siamo realisti, la Fulgor sta anche attaccando bene perché sanno di essere in vantaggio fisico, stanno cercando di avvicinarsi al ferro, però non sono stati capaci a realizzare i tiri liberi. Adesso con un'altra penetrazione al ferro sanno che il loro gioco è lì. Verona intanto ha anche abbassato il quintetto, credo anche per questa quantità di tiri liberi sbagliati, e quindi ha rischiato un pochettino anche di abbassarlo. Emanuele Miaschi da 3 va a sbagliare, lotta a rimbalzo che premia ancora Feinke dopo l'extra possesso decisivo prima per Boyang. Penetrazione con scarico per Casu, la ricezione interna per Feinke che va da Emanuele Miaschi, si alza la sospensione ma la palla non entra e arriva l'infrazione di 24 secondi, time out, questa volta chiamato da Simone Guadagnini, probabilmente qualche istruzione per evitare di soffrire così tanto a rimbalzo, ma giustamente c'è anche l'uso ampio delle rotazioni in questa fase di partita e diciamo comunque la volontà di non esporre al rischio di falli e fatica gli elementi chiave, insomma, visto che Fidenza continua a lasciare tanto sul ferro e anche questa azione comunque si è presa dei tiri buoni oggettivamente ma non li ha convertiti. Coach Guadagnini si prende il rischio tra virgolette di gestire un po' le forze dei suoi big. Sì, Fulgor sta costruendo e sta costruendo anche bene, cioè sia il post basso, sia dentro fuori, anche da rimbalzi offensivi, però non riesce a raccogliere tutto quello che sta seminando. Quindi questo gli permette magari a Verona far rifiatare un pochettino diciamo, l'unico suo uomo che potrebbe dar fastidio fisicamente ai uomini di Verona, che è della Fulgor, che è Bertoncin, e farlo sì risparmiare sui suoi falli e tenergli un po' di energia per magari i minuti che conteranno. Riprende il gioco dopo il time out chiamato da Simone Guadagnini, il possesso affidato a Marchesini in campo con Righetti, Brancaccio, Romani e Ariembuva in questa fase iniziale del secondo quarto, parziale di 2-0 per Fidenza dopo il primo minuto e 48 secondi. Il fallo speso da Ramponi, che è comunque soltanto il primo personale, il primo di squadra. Rotazioni su entrambi i fronti con Fidenza che dà spazio al numero 45 Marchesan. Moratti dal palleggio sbaglia la conclusione, rimbalzone però strappato da parte di Righetti che rimette in moto l'attacco della Tezenis. Romani da 3 con spazio, sbaglia, tocca rimbalzo Brancaccio, però il pallone è rimontato in campo
di fatto diventa un assist per Righetti, di rapina, realizza da sotto il canestro del nuovo più 12, in frazione di campo abbastanza banale in verità. Sicuramente c'è un po' di frustrazione anche per l'andamento della partita in casa Fulgor. Sì, i ragazzi sanno che non c'è un domani, sono partiti non benissimo, la pressione sale, stiamo parlando di ragazzi di 17 anni che magari fanno fatica a capire che la partita dura 40 minuti e che sono comunque a 11 punti, quindi parliamo di 4 possessi pieni, ti basta far bene 2 difese, 2 corse, però hanno sofferto questa inerzia di Verona che continua a fare cambi e a ruotare tutta la sua panchina. Se non sbaglio sono già in 10 giocatori a referto, con questo Righetti che ogni volta che entra non è piccolo, cioè non è enorme di altezza, non è neanche grosso fisicamente, ma lotta su ogni pallone come un leone, ed è riuscito con questi 2 rimbalzi offensivi a concludere 2 punti, e la Fulgor con questa palla persa, facendo infrazione del campo, diventa sempre più nervosa. Vediamo se dopo il time out il coach è riuscito a tranquillizzarli, a calmarli. Uno dei tanti atleti di classe 2006 della Tezenis, il numero 33 Lorenzo Righetti. Ora la penetrazione al ferro da parte di Moratti, che invece è uno degli atleti di classe 2005 che guadagna 2 tiri liberi, quindi l'anno prossimo, come capita spesso nello giovanile, il gruppo si divide, c'è chi passerà alla categoria di 19, chi invece giocherà un altro anno con l'Under 17. Sì, diciamo che Verona ha tanti 2006, quindi il gruppo si spezzerà un pochino, no? 2 o 3 che andranno via e magari 2 o 3 2007 che saldranno su. Tanto Verona protagonista anche alle finali Under 15 con l'annato 2007, dove tra i giocatori da seguire con maggiore interesse c'erano 2 con quel cognome Frosini, che comunque fa abbastanza capire che si tratta dei 2 figli gemelli praticamente dell'ex pivot della nazionale, ora direttore sportivo della Scaligera. Ora di nuovo un impatto a rimbalzo per la Fulgor e Feinke che torna dalla lunetta. Vediamo se questo scontro Feinke lì nella carità questa volta si risolve con un esito positivo. Pesano sempre di più ne sbagli e più ne sbagli ancora, perché a questa età è difficile pensare ok, questo ci ha sbagliato, penso avanti. I ragazzi spesso rimangono all'ultimo tiro sbagliato e fanno fatica a liberare la mente, però come abbiamo detto anche prima, ottimo tiro costruito da Fulgor, palla dentro, palla fuori, ottimo rimbalzo offensivo, ennesimo fallo di Verona per ennesimi 0 su 2 della lunetta per la Fulgor. E fa anche scende a 1 su 8 dalla linea della carità, ora va a bloccare per Emanuele Miaschi che si prende un jumper dalla media, ma il tiro comunque è sporcato dalla difesa, non tocca il ferro, non ci sono mani pronte a recuperare il pallone vagante. Allora di nuovo Verona può ripartire, massimo vantaggio ora, più 12 per la Tezenis. Inizio del secondo quarto non brillantissimo sul fronte offensivo da una parte all'altra. Brancaccio cerca il passaggio schiacciato per terra in uno spazio un po' troppo stretto, la palla finisce sui piedi di Romani e poi sulla out. Il cambio Scaligera con Vinco che fa il suo debutto in campo, 11 giocatori già ruotati comunque da coach Guadagnini. Gabriele Miaschi che va dritto per dritto al ferro, la stoppata fallosa da parte di Arjen Buba.
e di nuovo tiri liberi, però finora affidati a quello che è stato il rigorista, tra virgolette, migliore della Fulgor, Miaschi, che in realtà ha un 4 su 4, 6 su 15 complessivo, però quando poi diventa sindrome per tutti, diciamo 6 su 16. Sì, sta diventando un bel mantoncino sullo stomaco ogni volta andare alla lunetta per la Fulgor. Va il secondo, allora sono di nuovo 11 punti da recuperare per la formazione emiliana. Ariembuva di mano sinistra, pareggio sul tiro da centro area, sbaglia, ma il rimbalzo di Vinco da un extra possesso alla Tezenis. Morati penetra e scarica per Vinco, ottima palla nel pitturato, però la stoppata con la chiusura da parte di Fidenza, che ora dà spazio al numero 38 De Simone. 6 secondi soltanto per andare al tiro per la Tezenis, per inventare qualcosa in fretta. Si libera bene, rimuova sul blocco, ottima esecuzione nella rimessa dal fondo. Per quanto riguarda la squadra di Guadagnini, di nuovo Ariembuva pescato da un compagno e a guadagnarsi i tiri liberi a cronometro fermo. Sicuramente un'altra buona esecuzione collettiva comunque per la Tezenis, che ha portato a questo risultato con la possibilità di mettere punti sul tabellone. Sì, Verona ha degli ottimi passatori, da partire da Morati, che legge benissimo dal pick and roll, quando attacca l'uno contro uno chi è il compagno libero, però anche i suoi compagni, magari Morati è bravo a creare anche dal palleggio, i suoi compagni però da rimescio, da palle ferme, riescono sempre a capire a che giocatore passare la palla, e sono bravi perché si muovono continuamente, cercano continuamente lo spazio libero, e sono molto capaci a giocare anche su extra pass e ribaltamenti di palla. Di nuovo più 12 Tezenis, doppio cambio dalla parte dell'altra, torna a capitare Ramponi in regia per la formazione di Braidotti, mentre torna anche Capitan Ceffoli per Verona sul perimetro. Lo rischia nonostante le faglie a carico. Ariembuva sfrutta bene il blocco del compagno, attacca Fainche dritto per dritto uno contro uno e trova la possibilità di andare in lunetta. Jumper sicuramente, tiro sicuramente, ma anche capacità di attaccare il ferro per Ariembuva. Sì, ha quella elasticità lì, che veramente non da under 17. Tra l'altro lui 2016, giusto? 16, quindi sì. Neanche da under 16. C'ha quel arresto ripartenza veramente interessante, soprattutto verso la sua mano forte, la mano sinistra, però anche lui sta soffrendo adesso ai tiri liberi. Siamo a, se non sbaglio, 2 su 8, 2 su 7. 3 su 7, sì, comunque alla fine sicuramente migliorabile la statistica, anche se poi i punti totali sono 13, altrettanto sicuramente. Giuseppe Mangone, il coach della nazionale Under 16, presente a questa partita, se lo sta godendo anche in ottica degli europei del primo campionato giovanile della organizzazione FIBA, che l'Italia tornerà a disputare quest'estate dopo 2 anni in cui chiaramente con il Covid si è giocato poco, nulla nel 2020 e poco nel 2021, anche per quanto riguarda gli europei, diciamo i campionati internazionali giovanili. Intanto però Fidenza si sblocca a livello offensivo ma non a livello lunetta. 2+0 per Miaschi, in ogni caso è importante il suo canestro per tenere le distanze. C'è un fischio lontano dalla palla e col bonus esaurito diventa un problema. Contatto per trattenere Ariembuva, che stava tagliando sulla linea di fondo. Logicamente è il pericolo pubblico numero 1 in questo momento per la difesa della Tezenis. Sì, e come hai detto te prima, credo che coach Mangone è felice di essere qua a vedere questo ragazzo, no? Ma credo che è felice anche perché
ci sono parecchi 2006 in questi finali under 17 e parecchi che hanno tanti minuti e tante responsabilità nelle loro squadre, quindi diciamo che in quell'annata lì Italia ha dei buoni talenti e quindi essendo qui e guardandoli sarà contento. Ancora 1-2 per Ariembu, ma è sempre in ottica Covid. Non dimentichiamo che per i 2-6 sono le prime finali nazionali della loro storia sportiva, perché le ultime finali nazionali del 2019 erano state quelle con l'Under 14 per i 2005, quindi di fatto i 2006 partono quest'anno. Intanto Ramponi trova l'appoggio vincente, sfruttando anche il contatto con il corpo del difensore per andare al vetro e segnare il suo quarto punto personale. 27-17 il fallo in attacco di Brancaccio, forse vediamo se come sarà. Sì, probabilmente Brancaccio, che sul blocco per liberare Ceffoli si è mosso con una maniera che non è stata condivisa da parte degli arbitri. Proprio arbitrale Caneva Agnese per questa partita iniziale del programma della giornata degli spareggi. Miaschi intanto nel traffico, un'acrobazia che però non trova il bersaglio. Ceffoli per Marchesini, tiro in velocità che non è vincente, ma trova comunque altri 2 tiri liberi a sua disposizione. E Fulgor continua a creare adesso sempre da qui, da fuori è sempre più facile, però sembrava un tiro abbastanza facile vicino al ferro, ben creato dall'1 contro 1 non riesce a buttare la palla dentro, magari ne segna un canestrino ogni tanto, ma non riesce a fare 2 o 3 canestri consecutivi la Fulgor. Verona però rispetto al primo quarto, in questo quarto anche loro si sono un po' fermati col punteggio, se non sbaglio sono a 6 punti perché hanno finito a 21 e anche Verona adesso sta continuando a sbagliare i tiri liberi. 0-2 con Marchesini in questa fase. Effettivamente le percentuali dalla lunetta della Tezenis sono scese a 5-13. Brancaccio per Marchesini, Righetti da 3 con spazio, il tiro è aperto ma non convertito, deviazione che comunque manda la palla nelle mani di Miaschi, prova a correre la Fulgor, scippato però da parte di Brancaccio, sovrannumero veronese con Ceffoli che si prende il tiro in corsa, poi altro extra possesso per Verona che sbaglia la misura dell'appoggio. Miaschi, gran palla per Fine che dall'altra parte arriva il time out, segnali di reazione da parte della Fulgor. Sì, hanno fatto 2 bei contropiedi, questo sono riusciti a prendere sui 2 punti e in quello precedente hanno sbagliato l'appoggio, però stanno correndo, gli manca un pezzettino più di fiducia all'ora dell'ultimo passaggio o all'ora di appoggiare al ferro e non se ne accorgono che sono lì, sono comunque 8 punti e mancano 2 quarti e 4 minuti, quindi la partita è ancora lunghissima se vogliamo vedere, però non mi dà la sensazione che la Fulgor riesca a capire, cioè i ragazzi in campo riescano a capire questo. Speriamo dopo questo ennesimo time out si possano ancora sbloccare e, come diciamo sempre per noi, che ci sia partita, che è ancora più emozionante, perché alla fine noi facciamo il tifo sia per Verona che per la Fulgor. Quindi facciamo il tifo per la partita, per la partita più bella possibile ovviamente. Qui però sicuramente sta tornando a essersi equilibrio dopo che la freccia dell'inerzia ipotetica era stata per i primi 13-14 minuti nettamente in favore di Verona, che aveva toccato anche 13 lunghette di vantaggio, complice quella serie di errori tiri liberi di Verona. La Fulgor, che a sua volta comunque in lunetta ha tirato molto ma molto male, alla fine adesso torna alla zona 2-3 la Fulgor e Verona ha rimesso Bertoncini in campo.
prova a batterla dal perimetro con una soluzione frontale al post alto che però non va a bersaglio, corre Miaschi, si accoppia però la difesa veronese, errore di Miaschi, ma rimbalzo di Fanche che però consegna il pallone nelle mani di Ceffoli. Brancaccio mette la palla per terra, chiude il palleggio, poi arriva il tocco e il recupero da parte di Verona. È rimasto probabilmente infortunato Brancaccio che chiede il cambio dall'altra parte, un contatto su un ginocchio oppure un colpo alla gamba. In ogni caso arriva il cambio chiamato da parte di coach Guadagnini. Torna Mazzoli con la maglia numero 18 per la formazione veronese, chiamata chiarissima 2-2, quindi 2-3 per la Fulgor. Rotazione per linee esterne, ottima spaziatura e ottimo tiro dall'angolo, ma arriva l'errore, arriva anche il rimbalzo di Bertoncin che poi in semigancio non riesce a ribadire a canestro l'errore dall'arco del compagno. Sicuramente due buone soluzioni comunque per la Tezenis, che forse è un po' adeguata a quello che faceva la Fidenza nel primo tempo, costruisce bene, poi non segna e non è riuscita a scappare via dalla partita, e la Fulgor con il lavoro della formica un pezzettino alla volta è riuscita a rientrare in partita. Adesso pronto sulla panchina del cambio Arjen Buba per Verona. Il guizzo di Barsotti per il -6 che torna subito -8 con Mazzoli che appoggia a canestro un assist pregevole. Ultimi 2 minuti e 15 del primo tempo, prova a coinvolgere Fainche in movimento, ma Bertoncini ha le mani più veloci e riesce a recuperare palla. Entrambe le squadre in bonus in questi ultimi 2 minuti di partita. Blocca sulla palla Bertoncin, si libera Mazzoli che ha spazio, piedi per terra, il tiro ancora ben eseguito ma non convertito, con cambio chiamato da coach Guadagnini, ed ecco Arjen Buba che entra sul parquet e Marchesini a cedere il posto in questa circostanza. Miaschi allarga il campo contro Righetti, la sua prima prova è fuori misura, nessuno tocca rimbalzo, allora la palla si spegne sulla linea dell'out con Verona che recupera il possesso. 100 secondi al termine con Ceffoli che manovra in palleggio, il giocatore con Righetti, tornata uomo ora la Fulgor su questo parziale di 29-21, massimo vantaggio del Tezenis più 13, ora però il gap è sceso, altro fallo subito da parte di un giocatore di Verona, è Righetti che potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi a 1,26 dal termine, 2 tiri liberi che tornano a riproporre il solito problema tecnico. Vediamo se Verona riuscirà stavolta a mettere punto sul tabellone questa situazione. Sì, l'esecuzione perfetta per Righetti che ha un'altra possibilità a cronometro fermo, 2 su 2 e tabù spezzato anche per la Tezenis che riprende 10 punti di vantaggio, un vantaggio sicuramente più consistente con il quale provare ad andare al riposo. Sì, è riuscita a calmarsi anche Verona, ha fatto 2 ottime costruzioni, una vicino al ferro e questo qui dove Righetti è stato bravo a farsi creare il fallo e a mettere 2 tiri liberi. Adesso palla persa dei perpassi per Bertoncin che cerca sempre la sua mano sinistra e per questo ha commesso passi. Ultimi 58 secondi del primo tempo, la palla sotto per Boyang, smorzata da Bertoncin, esecuzione a metà campo della Fulgor, palleggia Miaschi, attacca dritto per dritto Righetti,
questa volta prende veramente la moto Gabriele Miaschi e riesce ad andare fino al ferro. Giocata di grande forza fisico e atletica, 9 punti però con 2 su 9 dal campo. Sicuramente c'è bisogno di alzare il ritmo. Qui Righetti invece senza paura, dritto per dritto. Te l'ho detto, questo ragazzo qui è entrato nella panchina, ha sentito che c'era l'odore del sangue e ha giocato con tanta inerzia. Adesso su questa penetrazione si è trovato davanti solo Fanchi e lo ha attaccato senza paura. Adesso vediamo come chiudere il quarto la Fulgor. Non va la tripla di Miaschi e allora Verona chiude in doppia cifra il primo elimination game del programma di giovedì degli spareggi delle finali nazionali Under 17 di Mantova e Curtatone. 33 Tezenis, 23 Fulgor, in un primo tempo contrasegnato da tanti errori di Lunetta da una parte e dall'altra. Pausa da 10 minuti, anche qualche secondo in meno al Pala Schweitzer, pausa anche per chi parla ovviamente in questa fase di partita. Ci risentiamo a breve per il secondo tempo di Scariglia Verona contro Fulgor Fidenza.
tutto pronto a riprendere il gioco per il secondo tempo della sfida della Elimination Game per gli spareggi per l'accesso al tabellone delle Final 8 delle finali nazionali Under 17 di Mantova. 33 Tezenis Verona, 23 Fulgor Fidenza, in un primo tempo segnato dai 14 punti di Ariembuva, con una partenza veramente sparata dai primi minuti di gara. Fidenza che invece ha tirato troppo male dal campo, oltre che troppo male dalla lunetta. 8 su 37 totale, con 0 su 13 da 3 e 7 su 18 ai liberi, nonostante i 26 rimbalzi. Comunque Verona ne ha recuperati 33 e anche questo comunque è un dato saliente in virtù di questo vantaggio che poi ha prodotto qualche ripartenza. Vedremo se ci sarà ancora margine per cambiare l'inerzia di questa partita in corso d'opera. Il primo possesso del secondo tempo lo gestisce Verona, in campo con Ceffoli, Morati, Bertoncin, Mazzoli e Ariembuva. Di fatto il primo quintetto della Tezenis, doppio lungo invece con Boyang e Fanke insieme per Fidenza, mentre ci sono anche i gemelli Miaschi, Gabriele con 43 ed Emanuele col 48 e Ramponi in regia. Palla persa per Tezenis su questo primo possesso del secondo tempo. La rimessa in attacco per il team in maglia blu, entrambe squadre giallo-blu, diciamo stavolta però Verona chiara e Fidenza scura. Al ferro la sbracciata vincente di Emanuele Miaschi. Chiaramente i due Miaschi sono gli attaccanti di riferimento della Fulgor. Nel primo tempo hanno mostrato qualche giocata pregevole, ma sicuramente i 23 punti totali di Fidenza a metà gara sono decisamente troppo pochi. Se cambia questo tipo di impatto possiamo rivedere una partita. Sì, loro cioè, i due fratelli si prendono tante responsabilità, poi hanno il fisico, riescono ad attaccare dal palleggio, riescono al rimbalzo offensivo, sono abbastanza completi, no? Dal punto di vista offensivo. Adesso la Fulgor ha bisogno di queste alternanze di gioco. È davvero brava, è partita molto brava in difesa la Fulgor, con queste 3 palle recuperate nei primi minuti, il primo minuto e 20 secondi di gioco. Si riuscirà a alternare un pochettino il gioco, metà campo più palle recuperate e corsa, può darsi che le tolga questa fluidità che ha avuto Verona nel primo tempo e riuscire a fare come la formichina che ha fatto prima, arrivare a -6, magari rimettere la partita a pari. Realizza Ramponi, quinto punto personale per il capitano della formazione di Fidenza. Primo viaggio in lunetta per lui, 7 su 18 nel primo tempo, con un 1 su 8 personale per Fanke, 2 su 2. Comunque Fidenza torna a -6, minimo svantaggio eguagliato rispetto al 27-21 di qualche minuto fa nella finale del secondo quarto. Verona aveva avuto anche 13 punti di vantaggio nel corso del secondo quarto, a metà, già nella fase centrale del secondo quarto. Ceffoli esegue per Mazzoli che punta 1 contro 1 Boyang, va al ferro ma deve alzare la parabola perché arriva Fanke in aiuto. Corre Fidenza con Miaschi che sprinta in velocità, arriva un tiro acrobatico che questa volta va fuori misura. Verona un po' meno fluida rispetto al primo tempo in questo inizio di ripresa dal punto di vista della gestione offensiva. Chiama il pick and roll Morati con Bertoncin, pallone dentro che però non crea vantaggi, deve prendersi un tiro Mazzoli dall'angolo allo scadere di 24 secondi. Errore ma rimbalzo di Morati che è molto lesto nell'andare alla caccia di questo pallone vagante. Nuovo pick and roll con Bertoncin, lo scarico per Mazzoli, Ceffoli da 3 con un tiro frontale che non va a bersaglio. Calate molto le percentuali da fuori della Tezenis in questo scorcio di partita.
arriva il fischio arbitrale contro Ari Buva, se non ho visto male. Sembra che si sia agganciato al braccio, ci ha provato magari a prendere questo sfondamento, però l'arbitro ha visto bene. Dato un cambio per Coach Guadagnini con Marchesini sul parquet al posto di Moratti, subito Marchesini che spende un fallo sulla penetrazione di Miaschi. Con Miaschi dritto per dritto sbaglia ma muove la difesa, e chiaramente se la difesa si muove è più facile per Feinke avere impatto a rimbalzo d'attacco, dopodiché fallo subito uguale Lunetta uguale, vediamo cosa, no, in realtà il fallo subisce Boyang che in Lunetta non c'è ancora andato, vediamo stavolta. Sì, oltre a che Fulgor ha sempre continuato a costruire, sembra rivedere il primo quarto, no? 7 minuti e 20 alla fine, già bonus Verona, quindi tanti falli subiti per la Fulgor, tanti attacchi vicino all'area, tanti secondi tiri per la Fulgor, che adesso è riuscito a fare 2 su 2. Credo che è la prima volta che arriva a -4. -4 e la partita si riapre, anche perché comunque Fidenza centra 4 liberi consecutivi dopo un primo tempo all'insegna degli errori. Marchesini al ferro va a sbagliare, fa anche a rimbalzo, si fa sentire, corre Ramponi con il consegnato per Gabriele Miaschi, che poi sfrutta il blocco del compagno, prova a allargare il campo per puntare Marchesini 1 contro 1. Ancora una penetrazione con scarico, ma non erano pronte le mani del ricevitore. Arbitri che si consultano per l'assegnazione di questa rimessa. Allora è confermato che il possesso comunque finisca nelle mani di Fidenza. Parziale aperto di 6-0 per la Fulgor. Ramponi al ferro, un'altra penetrazione dritto per dritto, qui non arriva l'aiuto da parte del difensore e Fidenza è completamente in partita a -2. Fidenza aveva bisogno del suo capitano e il suo capitano è presente, tra l'altro bellissima entrata a sinistra, allungando quel braccio, ha rimesso Fidenza a -2, time out subito per Verona che perde un'altra palla in attacco. Sembra che si sono scambiate le squadre, no? Primo quarto era partito così, Verona in attacco, e adesso si sono scambiati, super parziale per la Fulgor e Verona che perde i palloni in attacco. E vale anche quello che si diceva prima sulla fiducia, la squadra in fiducia a livello giovanile chiaramente fa cose e magari sono anche, diciamo, superiori a quelle che sono le sue corde. Invece la squadra che va in depressione diventa difficile anche le cose facili. Sì, è assolutamente così, soprattutto quando si è giovani, sai, entrare nella inerzia e poterla portare sempre a più è sempre più facile, così come magari commetti 2 errori e quell'inerzia si perde completamente. Al momento è successo così, prima per Verona, adesso per la Fulgor. Adesso bisognerà vedere qual delle 2 squadre riuscirà a gestire meglio questi possessi. E ora Fidenza ha in mano il pallone del pareggio, possibile sorpasso dopo aver inseguito praticamente dal 9-0 iniziale. Fallo in attacco però per Boyang, che commette un blocco irregolare sostanzialmente per liberare un compagno, quindi non sulla ricezione ma proprio sulla
esecuzione del blocco. Sì, qua sai com'è il settore giovanile, sicuramente il blocco è arrivato in ritardo rispetto all'attaccante che si è mosso, no? Rispetto al suo compagno che si è mosso. È un pochettino, diciamo, responsabilità di entrambi. Il giocatore che deve sfruttare il blocco deve rallentare, aspettare che il bloccante si fermi per poi partire. Però parliamo di Under 17, quindi è in processo questa cosa qua. Sicuramente nell'Under 19 si vede molto di meno già. Ovviamente non dimentichiamo, l'ho detto più volte in queste telecronache, che si parla comunque di ragazzi ancora in fase di percorso di crescita a livello giovanile. Palla persa di nuovo per la Tezenis, altra opportunità per Fidenza di impattare la partita, ci prova Miaschi, il pallone che però gira sul ferro e poi esce, lotta a rimbalzo che premia Ceffoli. Esecuzione veronese, ancora a 0 la Tezenis in questo terzo quarto. Mazzoli non attacca Boyang, poi perde palla in tentativo di scaricarla. Fidenza ancora in campo aperto, questa volta Miaschi perde il controllo del corpo e del pallone, corre di nuovo Verona con il suo capitano, va da Mazzoli, c'è un mismatch che però non viene cavalcato, il post basso di Marchesini che lavora in avvicinamento al ferro contro Casu, sbaglia di nuovo Verona che proprio non riesce a togliere il tappo da quel canestro. Ancora 0 punti dopo 5 minuti e spiccioli. Ramponi sul blocco di Feinke, chiude il palleggio consegnato per Feinke che però commette un'infrazione di passi di partenza. E la Fulgore è arrivata lì a -2, non riesce a pareggiare la partita o a sorpassare. Sono 3 possessi che fa, 3 palle perse, e Verona non riesce a segnare per riallungare, quindi sta vincendo il nervosismo per entrambe e due. Torna Brancaccio ed è una buona notizia, perché vuol dire comunque che l'infortunio del primo tempo non è stato nulla di grave. Gran palla per Riembuva che qui ha una giocata da attaccante di razza. Abbiamo esaltato il suo tiro e le sue capacità comunque di mettere anche palla per terra. Qui dal post basso si muove con grande eleganza per questo nuovo +4 della Tezenis. Sì, bravissimo, bravissimo. Erano 2 o 3 minuti che non toccava palla. Ha guardato Bertancin, gli ho detto la voglio al post basso, vado là, dammela. Bertancin bravissimo, ha aspettato che prendesse posizione, palla dentro, tra l'altro un bel movimento senza palleggio, quindi si è smarcato con la finta, ha girato e tiro. Adesso ha subito fallo offensivo, quindi bravo, e Mangone credo che deve essere contento perché Ariembuva sta difendendo un attaccante che è il doppio di lui e lo sta tenendo sia sui tagliafuori che al post basso. Speriamo adesso sia solo una botta presa e si riprenda presto. Arrivano comunque i soccorritori dell'ambulanza per prestare le cure del caso. Chiaro che sarà obbligatorio il cambio, visto che l'interruzione del gioco prevede questo tipo di situazione. Credo che ha fatto segnali che l'ha presa sull'orecchio, fa male lì. Fallo antisportivo, sanzionato i danni di Boyang. Soccorso a Riembuva da parte dei sanitari presenti al Palace Schweitzer. Chiaramente colpo alla testa fa male e può creare anche dei disturbi, chiaramente dal punto di vista. Sì, soprattutto se è vicino all'orecchio dà molto fastidio, e per i primi 2 o 3 minuti senti proprio l'orecchio che senti il campanellino dentro, no?
però mi sembra che è a posto. Si rialza con gli applausi del pubblico presente al Palais Schweitzer, per fortuna nulla di grave, anche se dicevamo che chiaramente il cambio è obbligato ora dal punto di vista strettamente regolamentare. Ecco Righetti per andare a eseguire anche i tiri liberi. Chiaramente il cambio manda in lunetta colui che entra al posto del sostituito, ovviamente, e quindi arriva un punto in lunetta per Righetti. Comunque tornano a essere 5 di vantaggio per Verona sul 36-31, 4-22 al termine del terzo quarto. Verona che non ha segnato praticamente per 5 minuti abbondanti, ora si è sbloccata e ora ha anche l'extra possesso legato al peso doppio del fallo assegnato a Boyang. Ceffoli sbaglia, ma rimbalzo lungo, recupera Marchesini che riesce ad arrivare al ferro e alla fine ancora con questi hustle plays fondamentalmente Verona rimette il naso avanti allungando con decisione. Parlavamo prima, no? Proprio della fiducia. La Fulgor è lì, 3-4 azioni che non riesce a impattare, a sorpassare. Verona trova subito 2 canestri a lunga e quindi questa inerzia che in queste categorie fa la differenza e si vedono spesso, no? 3 minuti gioca una squadra, 3 minuti dell'altra e ci sono pochi possessi alternati. Adesso vediamo se per la Fulgor riesce a rimettere la partita vicino a un punto. Righetti dall'angolo, si prova ma non va bersaglio, rimbalzo di Boyang, corre questa volta Fidenza che cerca di alimentare Fainche nel pitturato, il passaggio di Gabriele Miaschi che prima comunque ha piazzato un'altra giocata di felicità e di capacità di controllo del corpo. Sì, qui molto bravo a appoggiarsi al difensore, però tutti e 2 fratelli ce l'hanno, tutti e 2 fratelli giocano molto di fisico e sono molto bravi sulle entrate. Adesso è tornato anche la bomba. E dopo 14 errori consecutivi da 3, 0 su 14 fino al minuto numero 27, Miaschi sale a quota 14 con il primo canestro da 3 punti della sua partita, 14 con 4 su 16 dal campo. Lo scarico va per Miaschi che pareggia a quota 38, Miaschi 7 in fila e ora la rimonta è coronata. Miaschi ha questo controllo del corpo e questa esplosività a 17 anni, quando ne avrà 20 diventa ancora più difficile fermarlo. Sì, perché sai, se a questa età se giochi con quell'intensità lì e riesci ad avere anche la capacità di controllare il corpo in movimento, più consapevole tu sei di questo, più poi con gli anni diventa più difficile marcarti, no? E quindi tanto futuro per questo ragazzo qui. Adesso vediamo dopo il time out se l'inerzia continua per la Fulgor o per Verona. La partita è lì, lo chiedevamo, volevamo la partita. Abbiamo la partita, assolutamente. Ad accontentarci. Miaschi salito a quota 16 con questa ultima scarica di 7 punti consecutivi, 5 si gestate dal campo, 5 sotto ai liberi, ci sono anche 3 rimbalzi e 2 assist per il giocatore con la maglia numero 43 che chiaramente è stato il grande artefice della rimonta della sua squadra in questa fase centrale del terzo quarto. Si muove Verona in fase offensiva, Ceffoli prova a attaccare proprio Miaschi, uno contro di Brancaccio contro Boyang, alza la parabola, molto ben fatto da parte di Brancaccio. Qui il mismatch
contro il Lungo di Fidenza era chiaramente vantaggioso in termini di dinamicità per il Piccolo di Verona, che poi comunque l'1 contro 1 di gambe è stato assolutamente eseguito al meglio. Poi bisogna anche avere il tocco per appoggiare al vetro, è stato eccellente anche in questo senso. Sì, anche perché sono usciti del time out e proprio sembrava che era quello che volevano fare, perché sono arrivati lì, si sono allargati tutti, Brancaccio ha attaccato super. Poi, come hai detto te, attaccare il gioco di gambe, di velocità va bene, poi avere la capacità di fare quel floater al tabellone, quindi bravo. E davanti aveva se non sbaglio Bojan, che non è tutto questo ragazzo così piccolo e con 2 gambe stupende, quindi bravissimo Brancaccio, ancora da lui, ancora per l'1 contro 1. Bertoldo Bojan regge di gambe, chiude il palleggio Brancaccio che va da Ceffoli, chiama il blocco di Bertoncin, attacca dal palleggio prendendosi a sua volta una conclusione appoggiata al vetro, ma non va a bersaglio. Rimbalzo Fulgor, corre Ramponi, si accoppia la difesa di Verona, il tiro è fuori misura, rimbalzo per Morati che apre per Ceffoli, ultimi 1:47, è tornato a Iembuva e anche questa sicuramente è una buona notizia, perché vuol dire che Verona potrà contare sul suo bomber anche per il rush finale. Ramponi penetra e scarica, palla Feinke in post basso, di nuovo per Ramponi che sfrutta il blocco del compagno per spaziarsi, passo e tiro che comunque è morbido perché si spegne in fondo alla retina dopo aver accarezzato 2 volte il ferro, un movimento d'altri tempi ma sempre utile. Sempre bellissimo da vedere, sempre gassa di solito le squadre come vediamo qui. Uepa! Beh, dicevamo, no? Cosa farà 20? Beh, ti dico cosa farà anche già fra qualche mese, perché non mi aspettavo che Gabriele Maschi avesse quelle gambe lì, schiacciata pazzesca. Stacca e decolla per affondare il primo vantaggio Fulgor sul 42-40. Ora Verona sembra avere in difficoltà, soprattutto perché non riesce più a eseguire con la fluidità dei primi 20 minuti a suon di palle perse. 2 cambi per coach Braidotti, sono Ranieri e De Simone per Ramponi e Feinke in questa fase finale del terzo quarto. 42-40 Fulgor, primo vantaggio di tutta la partita, siglato dalla schiacciata che porta a quota 18 i punti di 16 punti di Miaschi. Bertoncin per Ceffoli, Morati si prende la tripla senza grande ritmo perché cercava comunque la linea di passaggio per Iembuva, che invece è stato difeso d'anticipo da parte della retroguardia Fulgor. Miaschi allarga il campo, circa 2 secondi di discrepanza tra cronometro e tabellone per quanto riguarda l'azione di gioco e la durata della partita. Gira sul blocco e poi si prende la tripla in step back, pallone che rimbalza sul ferro, rimbalzo veronese, ultima chance per Morati da metà campo. Comunque tiro anche abbastanza in equilibrio che finisce lungo di poco sul ferro, vantaggio Fulgor sul 42-40 e c'è stato tanto Miaschi in questo quarto. Sì, tanto Miaschi, con quella schiacciata lì ci ha regalato una bellissima cosa stamattina, però guardando un pochettino i punti, vediamo 7 punti di Verona nel quarto per i 19 di Fulgor. Alla fine quasi si va a vedere, il primo quarto è finito 18-7 per Verona, adesso si sono girati. Sembra proprio che il canestro che ha sistemato Trazzi le ha messo il tappo, no? Perché proprio quel canestro lì non vuole entrare niente, sia per una squadra o per l'altra. Adesso però sale la tensione per entrambe e due. Ultimi 10 minuti, ripetiamo, quella che perde non c'è un domani e quella che vince
c'ha ancora l'opzione di giocarsi le sue carte, no? E quella che vince tornerà in campo domani contro la Orange One Bassano nella seconda partita del tabellone dei quarti delle ore 14. Alla fine l'equilibrio ormai comunque consolidato in questa partita lo conferma anche il dato statistico che vede 15-53 dal campo per la squadra di Guadagnini e 15-52 invece per quella di Braidotti. Sicuramente non due prestazioni offensive di livello assoluto, Fidenza che ha migliorato anche il computo del suo duello a rimbalzo, diciamo praticamente statistiche in fotocopia nella totalità del campo, 52 tiri per Fidenza e 53 per Verona con 15 canestri, entrambe le squadre sotto il 50% in lunetta. Dunque Fidenza ha rimontato e sorpassato con una fiammata da un quarto di 9 punti di Gabriele Miaschi. Verona solo 7 punti nella frazione, Gabriele Miaschi ancora a provare la soluzione personale, muove la difesa con Boyang che va a rimbalzo, il pallone sul suo errore, consigli Lorenzo Arnetoli per il giocatore con la maglia numero 51 che ora comunque avrà 2 tiri liberi a sua disposizione. Boyang in lunetta con la possibilità di incrementare il piccolo vantaggio della Fulgor. Ottima tecnica per essere un lungo comunque per Dan Boyang che porta i suoi a +3 sul 43-40, parziale aperto che diventa comunque di 12-2 dal 38-31 per Verona. Anticipo mancato da Ranieri, si prende il jumper Brancaccio ma non lo manda bersaglio, segue però il rimbalzo, più resto in ogni caso è Casu. E allora Miaschi, utilizzato in regia in questa fase di partita, esegue per De Simone, palla sotto per Boyang che ribalta il lato, Ranieri di nuovo per Miaschi che spara da 3 punti ma il suo tiro è sul ferro. Verona che deve trovare un modo per riaccendersi in fase offensiva. Ora l'azione di piede di un difensore della Fulgor che genera una rimessa in 14 secondi per l'attacco della squadra di Guadagnini. È messa per Morati che lavora sul pick and roll di Bertoncin, prende un jumper dalla media molto ben eseguito che alla fine premiato dal ferro, ma una buona spaziatura e un arresto e tiro, soluzione anche qui da basket maturo. Sì, ha letto benissimo il pick and roll, ha letto benissimo la difesa che stava facendo contenimento. L'ha punito come si devono punire le difese che fanno contenimento con il palleggio e il resto tiro. Poi come hai detto te, la palla ha baciato il ferro più volte e poi lo ha premiato. Per apprezzato la qualità della scelta evidentemente. Allora, doppio errore offensivo da fuori per Fidenza, intanto con Ranieri e Miaschi. Riparte Verona con il possesso per cercare il sorpasso dopo il guito precedente di Morati che ha riportato a -1 la Scaligera. Ora sul blocco di Bertoncin lo scarico per Marchesin che prende un altro tiro in acrobazia, altro ferro amico, ma qui Verona comunque ha ripreso a muovere bene la palla e a giocare negli spazi. Alla fine 2 soluzioni dei piccoli che mancavano da tempo. Sì, brava Verona ad avere pazienza, a muovere questa palla, a giocare questo blocco, riblocco
tra Moratti e Bertancin, palla fuori, bravissimo Filippino a attaccare, a cambiare mano in aria e a segnare di mancino i 2 punti che riporta avanti Verona di 1 punto. Ancora Fidenza a vuoto, il fallo di Casu ai danni di Moratti. 4-4-4-3 il parziale in favore della Scaligera, che ha rimesso il naso avanti ora per la formazione in maglia gialla. C'è Brancaccio che esegue per Bertoncin, ricezione di Moratti sul perimetro, arriva il repick di Bertoncin che si butta dentro, non riesce a gestire il contatto perdendo palla, ma Riembuva poi sbaglia. Il rimbalzo è di Verona, che però non riesce a tenere vivo il possesso. Qui chiaramente col tempo che si avvicina allo scadere sale anche l'importanza di ogni pallone, saperli gestire non è per tutti neanche a livello senior, figuriamoci per dei 17enni. È difficile, adesso la palla inizia a pesare sempre di più, però Verona mi sembra che si è calmata, sta cercando gli equilibri, sempre con la palla ovviamente nelle mani di Moratti, che va gestendo il pallone, va facendo tirare un po' alla volta ogni suo compagno. Possesso del Zenit con la possibilità di incrementare il gap. Brancaccio chiude il palleggio, trascina il piede perno, però dunque arriva la chiamata arbitrale, infrazione di passi per il numero 16 della Tezenis. C'è il cambio per coach Guadagnini, che dà spazio al numero 22 Farinati. 6:42 da giocare, rotazioni anche in vista della necessità di portare comunque, diciamo, i quintetti migliori verso il rush finale. Ramponi dal palleggio, trova il fallo e può andare in lunetta con 2 tiri liberi. Qui chiaramente ogni soluzione pesa in questa partita così equilibrata, dove si è segnato poco da una parte e dall'altra, quindi magari 2 canestri di fila di una squadra possono creare un break. Sì, adesso credo che, parlando delle inerzie che abbiamo parlato prima, credo che chi farà l'ultima inerzia finale è quello che si porterà la partita. Siamo punto a punto, chi riuscirà a trovare quei 2 o 3 canestri consecutivi credo che chiuderà la partita e passerà il turno a domani. Rimette in davanti Fidenza con 2 liberi di Capitan Ramponi. Moratti per Riembuva, il pick and roll con Bertoncin che riceve una gran palla. Che passaggio col contagiri che ha saputo dare, tra l'altro schiacciato per terra per Bertoncin, poi bravo Bertoncin a riceverla e a appoggiare al tabellone col contatto. Sì, bravi tutti e 2. Ho visto Mangone sorridere, credo che è felice, perché questo ragazzo l'abbiamo visto a Riembuva, tiri 3 punti ce l'ha, creare dal palleggio ce l'ha, post basso anche, se poi mette anche giocare il pick and roll e fare questi assist, stiamo parlando di un giocatore completissimo e parliamo di un under 16 sempre. 2+0, ma comunque il canestro del vantaggio, il pallone che beffa Emanuele Miaschi dopo 2 tocchi sul ferro, finisce nelle mani dello stesso Riembuva, che guida l'attacco Tezenis sul +1, prova a puntare Ranieri su 1 contro 1, il suo jumper dal palleggio è fermato fallosamente da parte del numero 47 e si riguadagna altri tiri liberi, cosa che nel primo tempo non hanno pagato più di tanto, visto che l'unica piccola macchia, se vogliamo, è stato poi 4 su 9 dalla linea di 5,20 m a cronometro fermo. Sbaglia il primo
chiaramente anche le percentuali di lunetta saranno determinanti in questo finale così palpitante. 0-2 per Arjen Buva, e Fidenza attacca nuovamente per sorpassare. Ramponi ci prova, sbaglia, tap out di Boyang, gioca Miaschi 1 contro 1 con Arjen Buva, muove la difesa di nuovo, non riesce a trovare il bersaglio, ma subisce il fallo tra Miaschi e Arjen Buva. Comunque mi sembra un bel duello tra bomber di oggi e di domani. Sì, bravissimo il coach della Fulgor che gli ha dato 2 minuti di riposo a Gabriele Miaschi. Subito entrando in campo ha detto voglio la palla, adesso questo è il mio momento. Non ci ha pensato un secondo, ha toccato a Arjen Buva, nonché aiuto di Bertancin, ed è riuscito lo stesso a quasi fare canestro, a subire fallo. Peccato che i tiri liberi iniziano a pesare per entrambe le squadre, è sempre molto bassa rispetto a quello che abbiamo visto la percentuale per entrambe le squadre ai tiri liberi. 8 su 20 Verona, 15 su 29 Fidenza. Intanto giro di zona 2-3 per la Fulgor, riceve dentro l'area Farinati che sbaglia la misura dell'appoggio, rimbalzo di Ranieri, trovato Feinke per il quintetto di Braidotti che lavora sul perimetro, l'1 contro 1 di Emanuele Miaschi, rimbalzo di Feinke che però sbaglia la misura dell'appoggio. 46 pari, 4,56 da giocare, equilibrio assoluto in questo quarto periodo, equilibrio senza grandi spunti offensivi da una parte all'altra. Qui Arjen Buva si prende una tripla senza grande ritmo, praticamente parziale da 6-4 in questa fase iniziale del quarto periodo. Feinke da sotto sbaglia l'appoggio e allora la parità non si schioda, si rialza Ceffoli dalla panchina di Verona. Esecuzione ora contro la uomo, 1 contro 1 di Arjen Buva che trova il fallo di Emanuele Miaschi in chiusura e si torna in lunetta a conquistarsi i punti. Sembra la cosa più difficile del mondo, in realtà non è così, in realtà con la palla che pesa è così. Sì, sta pesando per entrambe le squadre. Sono 2 azioni che Verona costruisce, non segna. Sono 2 azioni che la Fulgor costruisce, non segna, compreso rimbalzi offensivi. Stanno vincendo le difese, ma credo che sia per il nervosismo, che sanno che per chi perde non c'è un domani. Ed arrivano comunque i 2 liberi mandati a bersaglio per Arjen Buva che si sblocca dopo un 4 su 11 lunetta. Miaschi penetra le scariche per Feinke, si va in angolo da Ramponi, gioca il pick and roll, attacca il ferro, va a sbagliare, recupera di nuovo il rimbalzo Feinke che però deve farsi largo dentro il pitturato, non riesce a alzarsi perché comunque è attorniato dalle maglie gialle dell'Antezenis. Perde palla Fidenza, si rialza Boyang dalla panchina di coach Braidotti, smista Bertoncin per Arjen Buva, gioca un pick and roll dal palleggio, questa volta il tiro è fuori misura e non di poco. Miaschi per il gemello Emanuele, ribalta al lato per Ramponi, penetrazione con la solita vigoria atletica da parte del playmaker della Fulgor che si guadagna altri 2 tiri liberi. Cambio di Braidotti, come dicevamo, sotto canestro torna Boyang al posto di Feinke con la possibilità di pareggiare la partita da parte di Fidenza in lunetta con Ramponi, che fino a questo momento comunque è stato un fattore, credo che è l'unico che è al 100%. 5 su 5 in una Fulgor che tira 16 su 30, assolutamente unico a saper convertire con puntualità questi tiri a cronometro fermo. Lo fa anche stavolta con il 2 su 2 della nuova parità a quota 48.
diciamo che questo ragazzo Ramponi, senza farsi vedere tanto, però guarda, ancora, palla recuperata, è ovunque, se vai a vedere la sua statistica, 12 punti, 4 rimbalzi, 9 assist, canestro e fallo subito. Bravo, molto bravo. Cuore di capitano, vorrebbe da dire. Sì, perché ha fatto poche cose durante la partita ma le ha fatte sempre bene. Poi tu magari non lo hai notato perché ha fatto 2 azioni nel primo quarto, 2 nel secondo, e vai a vedere, ha 14 punti, 9 assist, 4 rimbalzi, e quindi bravo lui, molto bravo. Ancora lunetta per il tiro libero supplementare di questa giocata che porta a +3 la Fulgor, eguagliato il massimo vantaggio sul 43-40 di inizio quarto periodo. Verona, che è stata avanti per lunghi tratti di questa partita, ora deve inseguire a 3 minuti al termine. Ceffoli prova la replica, la tripla sul ferro, tocca Boyang, ma poi è veloce Bertoncin nel recuperare il possesso. Questa volta Ramponi ci mette il corpo ma spende il fallo ai danni del pivot avversario. Anche qui poi bisogna andare a guadagnarsi i punti dalla lunetta, perché per entrambe le squadre la conversione dei liberi non è stata la specialità della casa, ma qui la palla pesa e c'è bisogno di risposte, non arrivano in questo caso con Bertucci che sbaglia la prima conclusione, ne ha un'altra a disposizione, la manda a bersaglio e allora i punti di distanza sono solo 2. Di sicuro ci possiamo godere un finale imbolato. Questa volta Ramponi dritto per dritto sfida i tentacoli dei lunghi di Verona, che riescono a fermare la sua penetrazione al ferro, la stoppata subita. Comunque il possesso ancora di Fidenza con 16 secondi per andare al tiro. Emanuele Miaschi rimette per Gabriele Miaschi, entrambe le squadre in bonus. Comunque gioca sul blocco di Boyang, la penetrazione anche qui di forza. Sicuramente attaccare il ferro è la cosa che gli viene meglio. Qui col bonus esaurito ovviamente diventa un vantaggio doppio, perché o segni o anche se non segni ti fermano subendo il fallo, vai a lunetta, dove però la statistica tua dice 6 su 10. Sì, guarda, credo che quello che non sappiamo chi vincerà la partita, però sì quello che sappiamo che domani chi rimane farà tiri liberi al mattino e chi va a casa credo che prende la palla, va al campetto e si allenerà ai tiri liberi. Quindi noi abbiamo la fortuna di essere qui, goderci questa partita. 2 minuti e 42 secondi alla fine, come hai detto te. Il bonus adesso farà la differenza. Fa uno su De Gabriele, però rimbalzo offensivo. Errore di Boyang, fallo pesante precedente, perché il quinto di Arienbuva. Questa sicuramente non è una buona notizia per Verona. Comunque è ancora a +3 la Fulgor. Righetti prende un tiro fuori misura, diciamo non costruito di squadra su questa esecuzione, e allora Fidenza il possesso per provare ad allungare. Ramponi si butta dentro, col penetra e scarica, circolazione di palla, si va da Gabriele Miaschi che tanto per cambiare si butta dentro dritto per dritto. Ancora una esibizione di grande forza atletica. Che gambe ha questo ragazzo, incredibile, una potenza, spesso verso destra, gli altri lo sanno, riesce comunque a scartarli tutti. Adesso ha segnato anche in acrobazia e davanti aveva solo Bertancin, niente meno, è riuscito a segnare lo stesso. Riesce a stoppare Moratti, che poi non si avvede che il tempo stava scadendo, e allora arriva la palla persa per Verona, che in questo secondo tempo ha dato soltanto 16 punti, davvero troppo pochi per consolidare quel vantaggio che si è acquisito con grande merito comunque nel primo tempo, dopo aver toccato anche il +13 ragazzi di Guadagnini.
Ramponi rompe un raddoppio col passaggio per Miaschi, che ovviamente in questo momento è il deputato a prendersi le iniziative offensive a metà campo per Fidenza. Questa volta si prende la tripla sul blocco di Boyang, sbaglia ma il rimbalzo di Ranieri permette l'extra possesso. Ranieri però viene scippato, si prende anche un colpo, probabilmente Brancaccio a tutto campo con grande energia, palla rubata e coast to coast per il -3 che tiene ancora aperta la partita. Adesso sale tutto il nervosismo per entrambe le squadre. Sono tanto giovani, ti fanno anche tenerezza, no? Vederli come stanno soffrendo in campo, vedere le loro facce molto tese. Verona, che sa che non ha il suo miglior attaccante in campo, ci sta provando con il cuore, come in quell'azione del Brancaccio precedente di forza. E la Fulgor adesso ha iniziato a segnare i tiri liberi quando contava. Sale la percentuale in lunetta a un maggiormente convincente 21 su 36, primo tempo era 7 su 18, quindi vuol dire che la percentuale di conversione della ripresa è stata senza dubbio migliore, di fatto 14 su 18 rispetto al 7 su 18 iniziale. Emanuele Miaschi mette i punti numero 8 e 9 della sua partita, 5 punti di vantaggio. Il timeout chiamato da Guadagnini, che evidentemente vuole riprendere subito l'azione da tre quarti campo per abbreviare in qualche modo anche il tiro, e quindi diciamo chiaramente i tiri liberi sono pesati e come, perché Fidenza è migliorata in lunetta, Verona con quella schiera di tiri liberi sbagliati nel secondo quarto quando aveva tutta l'inerzia della partita, 11 su 24, veramente troppo poco. Se fosse un allenamento di quelle diciamo l'allenamento normale che si chiude con i tiri liberi, e se sbagli suicidio, quante corse avrebbero fatto questi ragazzi? Avrò corso tanto stamattina. Dopodiché chiaramente vale sempre il concetto, ci si gioca il passaggio del turno a una finale nazionale e ai quarti di finale, quindi sono anche oggettivamente giustificati dal punto di vista del peso specifico del pallone, che diventa una pietra in questi casi. Assolutamente sì, e a questo li servirà loro, no? Questa è l'esperienza, questo è il bagaglio tecnico che si porteranno nella loro carriera. Per segnarli, Michael Jordan diceva che prima bisogna sbagliarli, no? Quindi sappiamo che questo è solo di crescita per loro. Adesso tremenda bomba di Cefoli, capitano. E d'altra parte poi Miaschi però con una sbracciata di mano sinistra che mostra comunque anche la sua capacità nell'uso della mano debole, che segna il nuovo +4 dei suoi. La palla sotto per Bertoncin, che converte ottimamente l'assist del compagno. Ancora 2 da recuperare per Verona. Fidenza che supera la prima linea del pressing. Miaschi per Ramponi, circa 7 secondi di discrepanza tra il cronometro e il tabellone. Ancora Gabriele Miaschi al ferro e ancora a segnare. Qui davvero fermare Miaschi quando prende velocità diventa impossibile. Lui quando prende il primo passo, che riesce a prendere velocità, poi riesce in un modo o nell'altro a costruirsi un tiro e un avvicinamento è tremendo. Adesso Cefoli segna la bomba del -1, ma Cefoli da 3, Miaschi riesce comunque a ricevere il pallone in passaggio d'apertura, e allora si chiude la partita con la Fulgor Fidenza, che grazie ai 26 punti di Gabriele Miaschi e ai 17-9 assist, o meglio 10 assist in verità, doppio con gli assist, che è difficile per quanto riguarda il suo capitano Ramponi, regola 60-59 la Tezenis Verona. Partita molto equilibrata, molto piacevole e comunque giocata col cuore davvero da entrambe le squadre, quindi applauso a tutte e due le protagoniste
passa il turno Fidenza, ma complimenti anche a Verona per aver onorato al meglio questa finale. Direi sicuramente la partita che ci aspettavamo per chi tifa per la partita. Bellissima, bellissima partita, noi vogliamo questo, credo che sono contenti anche i ragazzi, anche chi va a casa, ha dato tutto e quindi non ha niente da rimproverarsi. Hai nominato prima Ramponi e Gabriele Maschi, guarda, guardando la statistica, se non sbaglio Ranieri è entrato a 11 minuti alla fine, non facendo niente. Lui ha preso i suoi 5 rimbalzini, ha portato fuori partita a Riembuva perché lo difendeva, che non l'ha fatto più segnare, e quindi dai, e spesso non si guardano i difensori, mettiamo anche lui, che se non sbaglio anche lui un 2006. E allora il primo Elimination Game finisce con il successo in volata di Fidenza per 60-59 contro Verona. Ringraziando Maxi Moreno per il commento tecnico. Per questa partita è tutto da Giuseppe Sciascia, arrivederci alla partita delle 14, a seguire in campo su questo parquet ormai tutte le partite odierne al Palace Guaiter, Universo Treviso contro Olimpia Roma. Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket, bring the noise. Vi aspettiamo al forum, mi raccomando, bring the noise.